Il governo Conte finanzierà con 25 miliardi di euro nella prossima manovra d'agosto i primi provvedimenti che riguarderanno la cassa integrazione Covid ed i licenziamenti bloccati che andranno avanti fino alla fine dell'anno. E per accompagnare la ripresa economica del Paese saranno previsti incentivi attraverso il taglio dei contributi per chi riporterà i dipendenti al lavoro dalla CIG o per chi farà nuove assunzioni. È il frutto di un incontro voluto dal ministro per il lavoro Nunzia Catalfo ai sindacati per parlare della riforma degli ammortizzatori e spiegare le azioni immediate del governo con i 25 miliardi stanziati. L'esecutivo accelera sulla definizione delle misure da introdurre con il prossimo decreto anticoronavirus, a completamento dei due decreti precedenti, cioè il decreto Cura Italia prima e il decreto Rilancio poi. Le risorse serviranno anche per la ripartenza in sicurezza della scuola, per dare ossigeno a comuni e regioni con le casse vuote per le emergenze e ridurre il sostanziale peso delle tasse di marzo, aprile e maggio rinviate al momento a settembre. Inserite anche nella manovra le norme dedicate al lavoro, valide fino alla fine dell'anno con la possibilità di prorogare i contratti a termine senza causale e la richiesta delle imprese di superare il limite massimo dei 24 mesi per il decreto dignità. Anche per chi ha perso il posto e avrebbe già finito la disoccupazione ci sarà una proroga dell'indennità, visti anche segnali negativi sul mercato del lavoro. Come annunciato ci sarà dunque un prolungamento della cassa integrazione con causale Covid, tutta a carica dello Stato per altre 18 settimane da utilizzare con il sistema attuale 9+9 che andrà quindi di pari passo con il blocco dei licenziamenti che altrimenti scadrebbe il 17 agosto. La vera novità del pacchetto lavoro, che ancora deve superare il voto politico della sua maggioranza, sarà la decontribuzione. Gli sgravi dovrebbero durare 4-5 mesi fino alla fine dell'anno, saranno pieni al 100% a patto però che si sia in presenza di un incremento netto di posti di lavoro. A questi incentivi dovrebbero affiancarsi sgravi contributivi per le aziende che rinunciano alla CIG e riportano al lavoro i dipendenti.